E allora eccoci tornati in studio, terza parte di questa puntata di TV7 Match che dedichiamo nuovamente Ermanno al tema del nucleare e in particolare parliamo del dibattito che si è acceso in queste settimane per la realizzazione del deposito per le scorie, per i rifiuti diciamo radioattivi, il deposito nazionale, un deposito di cui si discute da tanto tempo ma che di fatto è sempre rimasto lettera morta. Ed è rimasto lettera morta, non esiste una cosa di questo genere. Noi non abbiamo scorie nucleari perché non abbiamo centrali nucleari. Abbiamo comunque delle scorie nucleari, ma non sono così diciamo potenti come ce l'ha la Francia, come ce l'ha la Germania, e peraltro la Germania sta smettendo di utilizzare l'energia nucleare come alternativa all'energia fossile. Quindi sono preoccupati i tedeschi, noi invece stiamo andando nella direzione opposta, cioè stiamo pensando di mettere la quarta generazione di fabbriche, di centrali nucleari che possano in qualche maniera, diciamo, che sono più pulite, però intanto non esistono queste centrali perché ancora non sono state sperimentate, seconda ci vorranno almeno 15 anni perché entrino in funzione. Terza cosa, quando con le scorie a chi le lasciamo in eredità, perché le scorie purtroppo quando noi concentriamo la radioattività in questi blocchi naturalmente sono diciamo umanamente e anche biologicamente non sono sopportabili. Possono sopravvivere i vegetali, gli animali moriranno tutti se andiamo in questa direzione. Ma questo è nato dal fatto che c'è stata la crisi, cioè tutto è nato dalla guerra di Ucraina che ha creato l'interruzione del trasporto del gas, che ha creato l'aumento dei prezzi del gas, che ha creato un capovolgimento di quello che è il mercato energetico. Allora la politica ha capito solo una cosa: bisogna fare le centrali nucleari. Come se noi non avessimo fatto ben 2 referendum che dicevano no al nucleare, e siamo uno dei paesi più puliti a livello nucleare e comunque abbiamo dei problemi. Allora di questo vogliamo parlare, perché la politica non ci può riproporre per l'ennesima volta, perché è chiaro che noi compreremo le centrali nucleari francesi che sicuramente in tutti questi anni sono creati un know-how molto importante e possono anche essere in grado di fare un passo avanti nel nucleare, ma non quello definitivo. Il nucleare pulito è distante forse decine di anni. Di conseguenza oggi parlare di nucleare vuol dire una sorta di harakiri. Che i politici poi ci dicano che vicino a Milano vogliamo creare una centrale nucleare perché c'è bisogno di energia, questa è l'ennesima. Abbiamo anche la proposta di un ponte tra Reggio Calabria e Messina, poi si inventeranno il prossimo ponte perché è giusto tra l'Italia e la Sardegna, ma queste naturalmente sono fantasie che dobbiamo mettere in condizione i nostri telespettatori di capire effettivamente costi, benefici e rischi. Perché è vero che magari noi il nucleare lo possiamo usare, ma lo accumuliamo e andrà in eredità alle prossime generazioni. Io dico sempre una cosa, che se Giulio Cesare avesse usato il nucleare, oggi noi non ci saremmo. E allora con noi abbiamo 2 esperti che ci aiuteranno a capire, anche contraddicendo quello che ho detto se è necessario, perché quello che è importante è capire che cosa è il nucleare in questo momento e quali rischi andiamo a correre per la nostra generazione. Certo, abbiamo con noi in studio, lo saluto e ringrazio per essere qui con noi, Luigi Lazzaro, buonasera e grazie di essere in studio con noi, presidente di Legambiente Veneto, e saluto e ringrazio in collegamento il professor Vito Di Noto. Buonasera professor Di Noto. Buonasera a voi tutti. Buonasera, docente di elettrochimica per l'energia e chimica dello stato solido all'Università di Padova. Allora, certo, Ermanno, c'è un problema legato a un interesse politico, perché chiaramente anche l'Europa spinge. Il politico non vuol dire niente, il politico fa tutto al contrario di tutto.
perché abbiamo sentito che non ci saranno più immigranti, e la quantità di migranti sono arrivati quest'anno, entro il 23, e abbiamo battuto tutti i record precedenti. Adesso dobbiamo fare anche una sorta di mattatoio in Albania per portare gli immigranti in un altro paese, non so con quali principi, per cui la fantasia della politica, qui bisogna stare sul concreto. È possibile fare nucleare e fare nucleare pulito, e quali costi e quali rischi noi stiamo affrontando? E allora lascerei innanzitutto a Luigi Lazzaro un incipit in questo senso, mi contraddica pure se necessario. Sì, buonasera, grazie. Buonasera. Mi trovo assolutamente d'accordo quando dice che sul nucleare già il nostro Paese si è espresso ben 2 volte su un no deciso non solo di pancia ma anche di contenuto, che è proprio rispetto all'eredità pesante che queste scorie ci possono lasciare. Sul nucleare sostenibile per l'ennesima volta diciamo che ci troviamo di fronte a questo tema. Noi già da tempo come Lega Ambiente ci siamo espressi definendolo come un ossimoro, insomma, ecco, la sostenibilità del nucleare non c'è fin tanto che intanto non ci sarà una tecnologia all'avanguardia vera, concreta, non campata in aria, che possa garantirci l'assenza ad esempio di scorie, la riduzione totale delle scorie e la riduzione dei rischi di produzione di questo tipo di energia. Così prima si faceva una battuta, insomma, quando nel 62 John Kennedy disse andremo sulla Luna, dopo 7 anni arrivavamo sulla Luna. Qui sono 20 anni che esiste a livello internazionale un centro di ricerca tra tutti i paesi, in particolare quelli che l'energia nucleare l'hanno sviluppata, la Francia e la Germania, per appunto arrivare a questo nucleare di 4ª generazione o cosiddetto, come viene definito da alcuni politici, pulito. Ancora siamo in attesa, insomma, ecco, forse è il caso di alzare bandiera bianca da questo punto di vista e pensare che forse va bene proseguire la ricerca come si sta facendo, non sulla fissione ma sulla fusione nucleare. Su questa noi ci auguriamo che la ricerca vada avanti il più possibile per garantirci di arrivare, come pare si possa arrivare, al 2050, con una possibilità, se si continuerà a fare ricerca, quindi a usare le risorse per quello e non per attivare ipotetiche centrali nucleari invece a fissione nucleare. Detto questo, noi però abbiamo comunque un problema, perché il nucleare lo abbiamo avuto, anche se per un piccolo periodo. Esiste un'attività, diciamo, nel nostro paese di ricerca, così come un'attività medica che produce delle scorie, e quindi dovremmo intanto risolvere il problema delle scorie nucleari, anche in particolare per quel che riguarda il nostro paese. L'ultimo dibattito è scaturito rispetto al deposito per le scorie a media e bassa attività. Sì. Questo significa appunto non quelle prodotte dalle centrali nucleari, che comunque abbiamo, dovremo gestire, ma che dovranno finire in un deposito europeo che è cura dell'Unione Europea, individuare definitivamente, al quale poi potremo afferire anche noi col minor apporto, perché siamo quelli che non abbiamo le centrali. Allora la Germania ha fatto una ricerca e ha scoperto che non sa dove metterlo. Poi a metterlo sottoterra ci mettiamo 10 minuti. Non c'è mica problema, facciamo una bella galleria e lo fichiamo sottoterra. Ma che cosa fa poi il nucleare sottoterra? Allora ci troviamo di fronte al solito problema. Noi creiamo un problema ma non conosciamo la soluzione, ed è lo stesso concetto che abbiamo espresso per far capire ai nostri telespettatori del PFAS. Il PFAS ha detto è cancerogeno, è dannoso, lo mettiamo sottoterra, difatti ce lo stiamo bevendo, giusto? Ecco, queste logiche politiche. Allora è uscito un bel libro che la politica non è scienza, e lo pubblicheremo, lo faremo vedere a breve, perché il politico non è preparato a prendere decisioni, e prende decisioni prima di tutto da un punto di vista economico, poi successivamente potrà anche calcolare danni o benefici. Questa è la politica italiana. Professor Vito Di Noto, che cosa possiamo fare effettivamente? Ci sono tecnologie, perché noi abbiamo un sole che c'è 12 ore al giorno, 8 ore al giorno, abbiamo vento, abbiamo di tutto, ma mettere un nucleare in Italia vuol dire inquinare tutto il Mediterraneo, Adriatico, Tirreno e il Mediterraneo classico. È possibile, perché quello non va più via. Non solo, ma se lo mangiano anche i pesci, quel nucleare lì.
perché la catena alimentare sarà poi che quando noi mangiamo i tonni saranno radioattivi, perché fanno parte, è l'ultimo strato della catena alimentare del mare. Come possiamo? Allora andiamo in pescheria con i laser, con come si dice, per misurare la radioattività del pesce, diciamo che questo è troppo radioattivo, mi dia quell'altro. Prego professore, io la butto un po' a ridere, ma è abbastanza seria la cosa. Sì, in definitiva dobbiamo tener conto che spesso quando guardiamo l'energia nucleare noi guardiamo solamente l'effetto in cui guadagniamo la parte di energia, non guardiamo mai i risultati. Un processo di solito diventa sostenibile e compatibile nel momento in cui i residui che produce in qualche modo possono essere riutilizzati e ritrasformati in modo tale che questo non vada a incidere significativamente sull'ambiente. È chiaro che non parliamo mai dei combustibili nucleari, come si fanno, e in effetti molti dei problemi vengono quando si lavora il combustibile nucleare, così come quando poi il combustibile esausto deve essere praticamente di nuovo un po' separato dalle scorie, recuperato l'uranio 238, recuperato l'uranio 235, recuperato il plutonio, eccetera, lasciando poi tutte le parti, diciamo così, dei radionuclidi a più basso peso molecolare, e poi quelli che poi con tempi di vita superiori anche al migliaio di anni, il che significa, no, che li avremo praticamente per sempre e ce li dobbiamo gestire. Certo. Infatti, e quelli diciamo un po' più tranquilli, che portano poi la radioattività ai livelli dei minerali che abbiamo estratto e lavorato, cominciano a tornare fra questi elementi quasi dopo 300 anni circa, alcuni, ma nella maggior parte quelli molto attivi, no? E gli attinidi andiamo verso tempi che vanno sopra 1 migliaio appunto di anni, di tempi di vita media, certo. Ecco, di decadimento. Cosa vuol dire questo? Che a un certo momento ci troviamo, se tutti facessimo così e cominciamo a guardare anche le mappe di dove ci sono tutti, diciamo, i siti industriali nucleari, le centrali nucleari, cominciamo a realizzare che c'è una grande densità. Se uno guarda la Francia, comincia a guardare la Germania, la Svezia, eccetera, ecco, comincia un po' uno a verificare che c'è una grande densità, cioè stiamo coprendo noi. Oggi appunto si pone, ma non solo in Italia, dove stoccare poi i rifiuti che vengono prodotti. Nella maggior parte dei casi questi rifiuti, perché poi ci sono diversi metodi, come sapete, in superficie, nel mare, oppure come facevano gli americani al largo di San Francisco, oppure per esempio nelle miniere, o scavando opportuni miniere in alcuni posti, stoccarle in quelle situazioni. Sono fatte delle analisi e poi alla fine si è scoperto che addirittura dopo 15 anni c'erano appunto delle eluizioni per cui si finiva poi nelle falde acquifere, certo. Cominciavano a diffondere molti di questi elementi, eccetera, elementi che, come dicevo prima, con tempi di vita molto lunghi di decadimento, significa che i problemi ce li portiamo tanto avanti. Ecco, il punto è che oggi anche dismettere una centrale costa veramente tantissimo. Tanto è che l'Italia, che è stata tante volte sanzionata per poter dismettere le sue 4 centrali nucleari, per questione di quanto verrebbe a costare la dismissione di ogni centrale nucleare, non l'ha mai fatto. Perché?
la quantità di finanziamenti necessari è veramente enorme. Nel mondo, laddove hanno cercato di farlo, i francesi o quant'altro, non hanno mai portato a completamento l'opera, perché anche in quei casi dove hanno cominciato a lavorare ci hanno lasciato poi ancora inadempiuto, nonostante spese enormi. Ecco, questo è cose che non vengono messe mai a bilancio quando si parla di questo tipo di energie. È chiaro che un solo processo nucleare di fissione produce una quantità di energia, quanto 190 tonnellate, di combustibile solido, e questo prendiamo atto che è molto, però bisogna vedere poi nella spesa che si ha sull'impianto se questo dopo deve portare al controllo corretto delle scorie, se questo deve tener conto della dismissione di quell'impianto che avverrà poi in futuro, questo talvolta non viene tenuto in considerazione. Oggi è difficile tenerlo in considerazione perché nessuno praticamente quasi lo fa, per i costi che sono praticamente improponibili. Quindi cosa si tende a fare? A coprirli, a fare il sarcofago, a chiuderli, oppure a mettere in sicurezza magari i materiali, diciamo, sapete bene che poi i materiali, il combustibile spento sostanzialmente può produrre 3 tipi poi di rifiuti con diversi livelli, no? Quindi quelli a livello più elevato, insomma, tenerlo, smaltirlo, lavorarlo per recuperare, e lo recuperano oggi solo i francesi, perché gli americani addirittura si rifiutano di recuperarlo per la pericolosità che questo comporta e per la quantità di finanziamenti che dovrebbero spendere rispetto al ottenere il combustibile nucleare direttamente, diciamo, dai Esatto, quindi possiamo dire che il costo dello smaltimento è superiore al vantaggio che noi abbiamo. Prego, credo che correttamente si dovrebbe convincere nel momento in cui si fanno queste valutazioni in maniera corretta nei vari passaggi che ho detto, fino alla dismissione della stessa centrale nucleare. Perché noi dobbiamo mettere in conto che non possiamo lasciare ai nostri figli da dismettere centrali nucleari che non diventano più dismettibili. Certo, certamente. Okay? Allora, possiamo passare. Creiamo una bomba e poi gliela lasciamo a quelli che verranno. Sì, prendendo i vantaggi oggi. Ecco, questo è un altro dei punti che spesso non viene considerato. Lei poi domandava che cosa possiamo fare. È chiaro che c'è un altro fattore fondamentale. Chi erediterà questa situazione? Perché se parliamo di popolazione, adesso passiamo a un'altra problematica, la popolazione italiana è in via di estinzione. Parliamo di 50 anni, saremo dimezzati. C'è in arrivo un altro tipo di popolazione perché noi dobbiamo sfruttare l'immigrazione, perché è molto vantaggiosa economicamente. Ma chi gestirà queste centrali nucleari quando non ci saranno più le intelligenze? E ci sarà ancora una delle cose che si è posta la Svezia e la Germania. Quando noi andiamo a nasconderle dentro le miniere, come facciamo a segnalare alle prossime generazioni che avranno perso la memoria che esistono queste centrali e qualcuno magari ci va dentro, questi depositi, qualcuno ci va dentro e succede un disastro per le prossime generazioni? Ecco, questa è una delle problematiche, come creare memoria, ma la memoria è anche dannosa perché contemporaneamente se noi abbiamo un'invasione e c'è gente che vuole appropriarsi del materiale nucleare, è un rischio anche questo che mettiamo in piedi, cioè mettiamo l'uranio, mettiamo il plutonio a disposizione di persone che ci vogliono per esempio far male. Adesso la storia è talmente vasta e talmente, diciamo, imprevedibile
che cosa succederà di queste zone? L'altro aspetto è che in Francia la Senna è inquinata, e quello che mi domando, perché i francesi non ne parlano? Perché vogliono vendere centrali nucleari e ci vogliono guadagnare. Allora il profitto è più importante di quello che è il beneficio, oppure il beneficio è il frutto del profitto? Cioè io voglio approfittare di questa situazione e speculare al massimo, di quello che succederà non me ne frega niente perché sarò morto. E questo è un po' il pensiero. Non abbiamo una civiltà che pensa al futuro, visto che noi abbiamo capacità di manipolare l'atomo in questa maniera, ma non sappiamo come liberarcene una volta che abbiamo utilizzato questa energia. Allora a questo punto parto col primo servizio. Nucleare, le scorie sono per sempre. Sono 51 le aree individuate in Italia per ospitare il deposito nazionale delle scorie del nucleare. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato nelle scorse settimane la lista dei siti idonei per la realizzazione delle infrastrutture dove saranno stoccati 78.000 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e media intensità e parcheggiati, almeno temporaneamente, 17.000 ad alta intensità provenienti dalle 4 ex centrali e da altri impianti della filiera dell'atomo. Ora c'è un mese di tempo per accogliere le autocandidature, corsia parallela prevista dal governo per sbloccare la scelta del sito, ma ci vorrà poi un anno, almeno sulla carta, per chiudere il processo e 4 anni richiederà il cantiere per realizzare l'infrastruttura. Il deposito nucleare quindi prima del 2030, secondo la tabella di marcia, non vedrà la luce. Ora tuttavia scattano questi 30 giorni in cui alcuni comuni che sono inclusi in questa lista e che vogliono tuttavia ospitare il deposito possono farsi avanti e presentare una propria autocandidatura da inviare al Ministero e a Sogin, la società pubblica incaricata dello smantellamento degli impianti nucleari. Il deposito comporta un cantiere da 900 milioni di euro, 4.000 operai e 4 anni per realizzare le 90 costruzioni in calcestruzzo, dette celle, che a loro volta conterranno i moduli in cemento dove saranno collocati i contenitori di metallo con i rifiuti nucleari. Un sistema a matriosca per sigillare i rifiuti per i successivi almeno 300 anni. L'impianto porterà alla realizzazione di un parco tecnologico anche per la ricerca e lo studio sui rifiuti nucleari e un ristoro economico di 1 milione di euro. Ma i problemi sono ben altri, perché nel 2025 l'Italia dovrebbe far rientrare dalla Francia 235 tonnellate di rifiuti atomici ad alta e media intensità che aveva stoccato all'estero in attesa appunto di costruire il deposito nazionale. E poi ci sono quelli collocati nel Regno Unito, nel sito di Sellafield, che di recente è finito al centro di uno scandalo perché infiltrato da attacchi informatici dal 2015 senza che fosse stato diffuso un allarme. Insomma, da tutto questo possiamo dire che il deposito sicuramente serve, ma la strada per la sua realizzazione è ancora tutta in salita. Prego, Luigi Lazzaro. E sono scorie, ma noi ne abbiamo prodotte poche. Sono scorie che non sappiamo dove mettere. E chi vorrà andare a abitare vicino a queste centrali? E queste centrali saranno sufficientemente schermate nel tempo, non parliamo dei primi 10, 20, 100 anni, ma saranno sufficienti per tutelare le prossime popolazioni, i prossimi abitanti della nostra Italia. Prego. Beh, mi trovo molto d'accordo con la chiusura del servizio, cioè il deposito va realizzato perché ad oggi abbiamo dei rifiuti di questo tipo presenti nel paese che sono stoccati oltre a quelli inviati all'estero, ce ne sono di stoccati temporaneamente in luoghi assolutamente non idonei e quindi si rischia, diciamo dal punto di vista dell'inquinamento, della gravità della situazione ambientale e per le persone, danni molto più importanti di quanto non possono essere fatti all'interno di un deposito realizzato secondo i crismi per la tutela e la sicurezza delle persone e delle popolazioni. Il percorso che è stato fatto, che è iniziato 6 anni fa, quindi insomma, i tempi sono anche molto lunghi, è un percorso che
che noi crediamo sia stato rigoroso dal punto di vista, diciamo, di come è stato affrontato, con una carta realizzata da ISPRA che ci ha insomma, specificato quali sono le priorità per essere un sito idoneo o non idoneo, tant'è che dalla prima ipotesi di 67 siti si è passati ai 51 oggi individuati come potenzialmente idonei dal punto di vista appunto di un approccio rigoroso e scientifico. Poi da lì a fare il deposito bisogna approfondire con i territori. Tutti ci ricordiamo con il governo Berlusconi e l'allora direttore e responsabile di Sogin l'individuazione di Scanzano Jonico come luogo in cui realizzarlo e la sollevazione popolare che ne derivò, perché non ci fu nessun coinvolgimento ad esempio della popolazione, nessun accompagnamento a comprendere l'importanza di un deposito di questo tipo. Posso interrompere un attimo? Una delle centrali doveva essere messo vicino al Po, giusto? Sì, ecco. sì, le centrali sono una cosa, il Po, perché il Po è un grande fiume che porta un sacco di acqua e quindi serve al raffreddamento, giusto? Sì, visto come è andato quest'anno, cosa sarebbe successo? Dovevano spegnere la centrale, ammesso che si riuscissero a farla in tempo utile. Chiaro. E allora avremmo avuto, in mezzo al Po, avremmo avuto la Chernobyl italiana. Tanto per spiegare ai telespettatori. Le centrali sono una derivazione di una scelta politica che magari non ascolta la scienza, come lei ha ben evidenziato prima, che però Berlusconi è il fautore del Mose. Berlusconi è il fautore del ponte di Messina. Le volevo sottolineare il tema di quello che noi lasciamo, no? L'eredità, lo diceva prima lei, l'eredità la lasciamo in qualsiasi caso, la lasciamo con bruciando il petrolio piuttosto che realizzando e mettendo amianto come si è fatto nel passato, pensando che non fosse un problema, come per i PFAS, no? Lei citava quelli, le cito l'amianto andando un po' più indietro, che oggi abbiamo ancora presente nel nostro territorio e che se vogliamo garantire la salubrità dei nostri territori dobbiamo iniziare a rimuoverlo, soprattutto quello che si sfibra e che crea problemi. Di operai sono morti, decine di operai sono morti a Marghera per amianto. Esattamente. E le aziende conoscevano perfettamente il problema e ci sono stati anche dei processi. Però ecco, quello è una scelta sbagliata, produttiva e della politica che ha avallato senza magari ascoltare la scienza. Poi l'amianto è un caso specifico per cui si è scoperto, come per i PFAS si è scoperto dopo, poi non stiamo qui a disquisire sotto questo aspetto, ma quel che importa è che resta qualcosa che è un problema dal punto di vista della sua gestione, quindi per la salute, per l'ambiente, per la qualità della vita, e che in qualche modo dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo gestire. Quindi il deposito di scorie, così come una discarica per l'amianto che quando va rimosso poi bisogna conferire da qualche parte, certo realizzati secondo tutti i crismi, con il coinvolgimento della popolazione, con tutte le migliori tecnologie possibili e con un livello di conoscenza del territorio, perché poi un deposito di scorie piuttosto che una discarica hanno interazioni con il nostro territorio dal punto di vista della conformazione geofisica. Ecco, quindi dobbiamo essere consapevoli di questo. Non è un caso forse che non ci sia ad esempio il Veneto tra i siti indicati come possibilmente idonei per un deposito di scorie nucleari, di quelle di cui si parla in questa trasmissione. Certo, bisogna avere questa consapevolezza e sapere che per andarlo a realizzare bisogna parlare, coinvolgere gli amministratori, le persone, i cittadini, far capire a tutti che è importante realizzarlo, ma non con questi processi campati in aria come fu per Scanzano Jonico con il governo Berlusconi, o con questa assurda apertura alle autocandidature che venivano citate nel servizio. Ora, se è un percorso rigoroso, fatto secondo crismi scientifici, per cui si individuano 51 aree possibilmente idonee, dire che uno si può autocandidare anche se non fa parte di quelle aree, fa scadere completamente quella che è una fiducia che uno può riporre nelle istituzioni, in questo caso del nostro governo, perché significa aprire a tutti allora un percorso scientifico, a cosa l'abbiamo fatto a fare, insomma. Ecco. Ma c'è sempre il principio, più spendo più guadagno per la politica. Di conseguenza il ritorno del materiale nucleare in Italia è per fare questo bel sito che costa $1 miliardo di euro pressappoco, no? Ecco, io sono convinto e ne ho certezza che se diamo $5,5 miliardi
alla Francia e mezzo miliardo all'Inghilterra se lo tengono loro perché hanno già i siti preposti a farlo, ma naturalmente non costruiamo più questa baracca per salvare l'Italia, che non ha nessun senso. Se paghiamo, se lo tengono, così come è avvenuto in Russia. Abbiamo mandato materiale radioattivo in Russia che loro hanno già degli stoccaggi dove hanno fatto gli esperimenti nucleari diciamo, all'aperto, e di conseguenza hanno utilizzato certe zone del territorio. Purtroppo diciamo, non è la soluzione, ma visto che li mettiamo là, li lasciamo là e paghiamo. E questa è la soluzione migliore, ma questa non viene affrontata perché non spendiamo e quindi non guadagniamo. Professore Vito Di Noto, ma perché i politici non usano gli scienziati e li scavalcano o li contraddicono? Questo è un problema. Brutta domanda. È difficile per me rispondere perché è chiaro che in altri paesi vengono usati gli scienziati, perché negli Stati Uniti gli scienziati hanno un ruolo importante nelle decisioni politiche. È chiaro che poi decisioni politiche, decisioni economiche, decisioni industriali talvolta sono aspetti diversi che devono convivere insieme, e anche aspetti strategici, perché dietro questo ci sono anche aspetti strategici. Per dire, negli anni 90 la Cina non aveva bisogno di elettricità, eppure costruiva le centrali nucleari, ma il motivo era solo strategico, dovevano fare le bombe atomiche. Certo. Quindi vogliamo spiegarlo un attimo ai nostri telespettatori perché la centrale atomica è la premessa per la bomba atomica, la bomba a idrogeno, quello che è? Perché è chiaro che ci sono queste cose, quindi vanno insieme. Io credo che pianificando le cose bisogna entrare nel merito e capire bene quello che sono le conseguenze, i vantaggi, gli svantaggi, sia fisici sia economici di una nazione. Questo è importantissimo, anche diciamo all'interno di quelle che sono poi le caratteristiche tipiche di una nazione, perché le nazioni non sono tutte uguali, abbiamo delle specificità diverse. Ecco, io credo che sia importante distinguere bene, per esempio non si può confondere l'amianto con, per dire, con le scorie radioattive, c'è una grande differenza. Certo. L'amianto, se facciamo un blocco di cemento, lo mettiamo sottoterra da dove l'abbiamo tirato fuori, non fa niente a nessuno. Se noi oggi dobbiamo controllare se, per esempio, condizioniamo delle scorie con un blocco di cemento, le dobbiamo controllare per almeno 60 anni, andando a fare le analisi, vedere cosa succede, non le possiamo lasciare lì così. Certo. C'è una grande differenza, non ci si può avvicinare. All'amianto, se metto una maschera mi avvicino, alle scorie radioattive non mi avvicino, perché sono finito se vado a finire davanti a delle scorie radioattive che hanno più di 100 becquerel per grammo. Cambia completamente la situazione. Cioè, ci sono delle cose che hanno dei livelli di problematiche diverse. Io credo che noi, soprattutto nel nostro territorio, dovremmo cercare di capire che cosa abbiamo, invece di seguire le mode che magari vanno bene in altri posti, perché in altri posti certe cose e prima di fare dei grossi investimenti andare a verificare. Alla fine col nucleare come facciamo l'elettricità? La facciamo perché c'è una temperatura dell'ordine dei 1000 gradi o anche di più.
questa temperatura di 1000 gradi la usiamo per far evaporare l'acqua che poi fa girare un alternatore e produce corrente. No? Questo è il funzionamento di una centrale nucleare. Certo. Quella temperatura si ottiene appunto da una reazione nucleare. Poi un neutrone va a finire sull'uranio 235 e questo si spezza, ne lascia 3 neutroni ed energia, una quantità enorme di energia per neutrone, pari quasi a circa 2 tonnellate di combustibile liquido, fossile. Ecco, questo è che sfruttiamo. Ma noi in Italia non abbiamo una serie di vulcani, abbiamo tutta una serie di vulcani sottomarini, no? Anche esterni, che hanno temperature magmatiche sopra 1000 gradi, ma si trova modo di usare questa energia che è rinnovabile, tra l'altro, Sì. dove occorre avere silicio, no? Fare in modo tale che lì si evapori l'acqua ad alta temperatura che venga poi scambiata e fa girare gli alternatori, perché gli altri paesi non hanno mica vulcani. Sì. Laddove ci sono queste, per esempio in Islanda, si usano. Noi le abbiamo, cominciamo dall'Etna, tutto il Tirreno sotto è pieno di vulcani fino ad arrivare a Napoli e anche oltre. Anche noi abbiamo acque, no, termali belle calde qui e basterebbe anche lì cominciare a scavare. Sui e colli fare una uganei abbiamo i vulcani. Tanto per dire, noi dovremmo valutare seriamente cosa abbiamo, invece di partire secondo certe situazioni e investire seriamente in un programma fatto bene, no? Oggi le centrali, come diceva lei correttamente, di quarta generazione ancora non sappiamo neanche come saranno fatte e poi si baseranno sullo stesso principio delle centrali di altre generazioni che abbiamo visto. Ma allora perché non proviamo a vedere di qualche centrale magari, no? Di studiarla per bene, che usa già l'energia che ci arriva da qualche decina, centinaia di metri sottoterra, laddove ci sono già temperature elevate a disposizione. Questo è che dobbiamo cercare di fare. Fare dei progetti che cambiano la visione delle cose. Ecco, Purtroppo c'è un fattore che costa troppo poco fare una centrale geotermica, costa troppo poco perché se io metto ad Abano una centrale geotermica che va a 1000 metri trovo l'acqua calda e trovo anche la possibilità di togliere energia e usare questo calore in maniera alternativa, ma posso andare anche a 2000 metri e trovo la falda che riscalda a sufficienza, anche 3000 metri, i pozzi petroliferi arrivano a profondità inimmaginabili. Perché non lo possiamo fare? Quanto costa? Poco, troppo poco. E allora è meglio fare una cosa molto grande, che sia la cosa più grande del mondo, perché allora abbiamo l'effetto Mose e allora molti ci campano sopra. Quello è troppo semplice, nessuna soluzione semplice. È come le batterie, ne abbiamo parlato, professore, no? Le batterie al sale, perché non vengono usate? Costa niente, non solo desaliniamo il mare, usiamo l'acqua dolce da una parte e le batterie dall'altra, poi avranno delle controindicazioni, ma penso che a livello di grande capacità di accumulo si può usare il sale. Prego, professore. E perché non viene usato? Ed è non dico un brevetto, ma comunque un'attività fatta prettamente in Italia. Oggi le batterie al sale sapete che le commercializza e le produce un'azienda veneta sostanzialmente. Sì. Se ha una parte degli impianti nella Svizzera, in Canton Ticino, ma in effetti è una tecnologia già che è nelle mani, diciamo così, di persone, di industriali veneti con cui, ecco, ed è una batteria estremamente interessante oggi come materiale. Costa poco anche, mi pare. Esatto, credo che sia l'unica batteria oggi, diciamo, che si basa su elementi
abbondanti e sostenibili, perché c'è solamente sodio, cloruro. Certo, e non abbiamo necessità del litio, così non abbiamo bisogno nemmeno della Cina, così diventiamo energeticamente indipendenti. Perché? Perché non c'è un politico che dice porco cane, andiamo in questa direzione perché l'Italia potrà essere il leader delle batterie al sale. Prego. Ecco, c'è che le batterie al sale lavorano a 280 gradi oggi, sì, perché usano come elettrolita la beta-alumina, che dà delle conducibilità ioniche accettabili per avere capacità elevate in queste batterie a queste temperature. È chiaro che ricerche, per esempio, è direzionare risorse verso sviluppi di elettroliti che scendano in temperatura verso temperatura ambiente diventerebbe estremamente diciamo interessante, perché questo significherebbe portare questo tipo di batterie verso sistemi, diciamo così, economicamente più facili da gestire e anche economici, quindi a portata di nelle situazioni d'utilizzo più facili come quelle che oggi abbiamo per quanto riguarda le batterie a litio. Io credo che in questa direzione si sta andando adesso, anche perché anche noi siamo coinvolti in questo tipo di avventura che è molto affascinante, ecco, e credo che anche quella direzione è una direzione, come anche è una direzione estremamente interessante, anche l'idrogeno. Però sia idrogeno, sia batterie, eccetera, servono per accumulare quell'energia che dovrebbe venire dalle rinnovabili. Le rinnovabili, vento, sole, certo, geotermico. Sì. Ecco, questo un po' oggi i tipi di energie che di solito, che poi tra l'altro erano quelle che l'Europa prima del Covid e prima della guerra in Ucraina assolutamente imponeva, perché sapevate che, come si diceva prima, che la Germania vuole dismettere le centrali nucleari. Da tanto tempo si vuole dismettere, così come anche il Giappone dopo l'incidente a nord di Tokyo hanno capito che col nucleare è un problema a volte averci a che fare. Ma basta guardare anche cosa è successo a Chernobyl oggi, diciamo dopo 30 anni, com'è la situazione in quella centrale, per rendersi conto un po' delle problematiche di gestione che si avrebbero. Quindi è chiaro che i paesi che hanno avuto dei grossi problemi, grossi perché problemi poi ce ne sono stati, soprattutto anche dove si lavorano i combustibili o dove appunto si cerca di recuperare dal combustibile spento diciamo le componenti che poi servono da rigenerare per rifare di nuovo combustibile. Certo, certamente. In definitiva bisogna pianificare meglio le cose. Prima di partire, vedere dove è possibile, vedere con quanto riusciamo e come. Ma io credo che l'intelligenza collettiva è superiore, 1000 volte superiore a quella dell'intelligenza del singolo, perché la collettività accumula un certo tipo di intelligenza e percepisce quelli che sono i veri vantaggi. Il singolo invece pensa a certe soluzioni e spesso sacrifica la comunità. E qui c'è la mancanza di informazione, cioè noi non siamo messi in condizione di capire cosa stanno facendo. Ti raccontano della centrale nucleare e te la raccontano come vogliono, il giorno dopo te la raccontano al contrario e il terzo giorno ritornano esattamente come prima, perché questi personaggi che abbiamo noi in Italia ci hanno detto no al nucleare, poi hanno accettato il nucleare, poi sono tornati al no e adesso tornano al sì. E allora diciamo che non ci possiamo fidare, dobbiamo costringere la politica
a calarsi nella scienza. Oggi ci sono tante cose, diciamo che c'è un grande disorientamento, soprattutto delle tematiche energetiche, non solo in Italia ma in Europa in generale, perché noi vediamo un giorno si tende ad andare in una direzione, poi dopo si valuta, si scopre che quella direzione non è proprio la migliore che si vuole perseguire, quindi per dire il fotovoltaico. Sì. Era stato imposto per il 2030 di fare 600 gigawatt di fotovoltaico, dopodiché a un certo momento ci si è resi conto che in Europa non produciamo silicio e quindi dovevamo comprare tutto dai cinesi. A quel punto i cinesi ovviamente avrebbero preso le risorse energetiche per far silicio dai russi e quindi ci trovavamo nelle situazioni di non effettuare quello che volevamo, cioè di non essere più dipendenti dai russi dopo la guerra, ma ci trovavamo a essere dipendenti dai russi e dai cinesi. E quindi a un certo momento è stata bloccata un po' quella direzione. Cioè occorre, secondo me, fare una valutazione asettica delle cose che abbiamo in alcuni posti, per esempio in Europa, e integrare i vari paesi con quello che ogni paese può dare per la comunità europea. Ma questo richiede una cosa molto importante, che l'Europa non diventi una collezione di individui, ma diventi uno Stato federale, dove le varie, diciamo, facility, competenze, eccetera, diventino complementari l'una con l'altra, integrandosi a vicenda, perché, non so, in Norvegia che hanno i fiordi e producono un sacco di elettricità, la possono mettere a disposizione per tutti gli altri. Lo stesso chi ha tanto eolico lo produce e lo trasferisce agli altri e viceversa, no? Dipendentemente chi ha petrolio e quant'altro. Ecco, in una Europa che diventa veramente un'Europa Stato federale, con un'unica gestione militare, strategica, energetica e tutto, significa sfruttare le varie competenze e cercare di mettere insieme, di fare in modo tale di ottimizzare tutto. Io credo che in Europa noi ce la faremmo se questo venisse fatto. Per esempio, chi ha geotermico fa geotermico, chi ha diciamo sistemi idroelettrici fa idroelettrici, chi ha pozzi petroliferi come nel mare del nord metterà a disposizione i pozzi petroliferi. Cioè bisogna che ci sia una complementarietà, un'integrazione dei vari aspetti di complementarietà energetici, e allora l'Europa in quel momento diventa una cosa estremamente interessante. Certo. È forte, potente. Per esempio, non so, nel Mediterraneo si tira fuori quello che il Mediterraneo può dare. Può dare in termini, per esempio, di produzioni agricole, in termini energetici, perché il Mediterraneo è molto importante, invece di andare a cercare l'energia nei paesi del Nord Africa. Certo. Sì. Come si dice oggi, facendo sì che questo poi alla fine si trasforma in un altro aspetto, in quello che io definisco il nuovo, diciamo, colonialismo energetico. Certamente, naturalmente il colonialismo è sempre adeguato agli interessi che i paesi occidentali hanno nei confronti dell'Africa. Il colonialismo energetico preserva l'individualità dei singoli stati che oggi compongono l'Europa. Un'Europa che funziona insieme in maniera complementare rafforza se stessa e diventa un'entità significativa. Bene. Un'Europa frammentata di stati
che pensano al colonialismo energetico in questo momento, sì, non è un'Europa che andrà tanto lontano, perché anche numericamente noi europei siamo meno del 7% di quanto non lo siano tutti i cinesi e tutti gli indiani, che significa che noi, nonostante tutto quello che diciamo, siamo trascurabili rispetto numericamente, rispetto a quanto non lo siano in numero, no, in densità di popolazione, cinesi e indiani. E questo è il grosso rischio dell'Europa. Avranno raggiunto il livello di tecnologia che abbiamo noi oggi, noi saremo messi da parte, perché già adesso vedete come noi dipendiamo fortemente da loro, su tutto, perché ormai abbiamo delocalizzato tutto, non abbiamo più nulla che facciamo in Europa. Ma facciamo fatica. La storia insegna, perché... Esatto. Noi siamo come quei figli che beneficiano in questo momento del conto in banca dei genitori, no? Certo. E non vogliamo e facciamo i difficili su tante cose, e questo andrà a lungo fin tanto che non avremo finito i soldi che ci hanno lasciato i nostri genitori. Certo, ma diciamo che questo è un avvertimento che già c'è nella storia, perché si diceva all'epoca dei Romani Grecia capta cepit victores. Allora noi diciamo Cina capta cepit l'Europa. Mi pare che questo sia il ciclo storico normale in tutto il mondo. Bene. Io vi ringrazio del contributo, entreremo nuovamente anche nelle prossime trasmissioni in questo argomento, perché naturalmente è molto importante ed è molto sensibile. Se brevemente vuole fare una conclusione, Luigi Lazzaro, su qual è il comportamento che noi dobbiamo assumere nei confronti di certe decisioni. Prego. Sì, intanto due precisazioni. Una, che chi ha il sole, chi ha il vento, ce l'abbiamo tutti, quindi in qualche modo chi più chi meno, però bisogna avere gli impianti, no? Bisogna fare gli impianti rinnovabili. Per uno studio fatto oltre 20 anni fa in Sardegna, se noi usassimo il vento che c'è in Sardegna sulle montagne sarde, ma naturalmente questo abbruttisce il panorama, mettessimo delle pale eoliche, avremmo corrente per tutta l'Italia, cioè energia elettrica per tutta l'Italia. Vi faccio solo un esempio. Però bisogna fare le pale eoliche, quindi bisogna produrle con i materiali che servono, che sono estratti, che sono recuperati, che sono prodotti in Italia o in Europa o in altri paesi. Quindi questo, diciamo, la globalizzazione ha fatto sì che l'approvvigionamento sia dell'energia che delle materie prime sia un elemento di complessità. Per questo, insomma, ecco, diversificare è la cosa che di più possiamo fare, però comunque dobbiamo essere consapevoli che, ad esempio, le materie prime nel nostro paese non ne abbiamo così tante. Certo, forse qualche miniera la potremo riaprire, ma non credo, insomma, ecco, che potremo garantirci la possibilità di realizzare gli impianti che ci servono, che siano per prendere l'energia da sottosuolo piuttosto che dal vento, piuttosto che dal sole, che in effetti bisognerà continuare a investire in quella direzione nonostante il silicio non venga dal nostro paese. Detto questo, una precisazione a beneficio, diciamo, di chi ci ascolta, che penso sia importante, visto un tema su cui abbiamo aperto la trasmissione, cioè il tema delle scorie, dell'eredità e dell'accomunare. Diciamo, l'eredità è qualcosa che noi lasciamo, e quindi quello che accomuna le scorie nucleari, in questo caso, o con le fibre di amianto, come, diciamo, il parallelismo che ho fatto prima, non è perché siano la stessa cosa, ma è perché sono un'eredità che lasciamo a qualcun altro e che deve essere gestita, e quindi la cosa che sta insieme è che entrambe debbono essere gestite, certo con un grado di pericolosità molto più elevato per le scorie nucleari, però entrambe sono, diciamo, due elementi su cui la politica deve essere consapevole che a beneficio dei cittadini serve gestire e confinare. E poi ci auguriamo non utilizzare più, quindi non facciamo più energia nucleare e non produciamo più, cosa che già abbiamo smesso di fare, amianto, e non pensiamo di produrne ancora, così come ci auguriamo non pensiamo di produrre ancora energia nucleare, che è bene ricordare, nonostante una spinta, diciamo, delle lobby e degli interessi complessivi, come giustamente diceva lei prima,
a livello globale è in calo, cioè quasi più nessuno investe sul nucleare, non è vero che si aprono nuove centrali, quelle di cui siamo in attesa da anni, quelle europee, quella della Francia ad esempio, che doveva essere pronta nel 2010-2012, sarà pronta dicono forse nel 2024 e ancora non lo è, se le spese sono duplicate in miliardi per la sua realizzazione, e quindi non è vero che il nucleare diciamo oggi è un investimento favorevole, e non è vero che stanno nascendo tante centrali anche nel resto del mondo. Questi sono i dati non della Lega Ambiente, ma dati diciamo del mondo dell'economia e della finanza che ce li restituisce. Quindi il messaggio è, diciamo, proviamo a ragionare su un futuro che è difficile, su cui noi siamo solo una formichina rispetto al resto del pianeta, però finché ci siamo proviamo a fare la nostra parte, a cercare di essere consapevoli che dobbiamo uscire dai modelli di sviluppo legati alle fossili, legati diciamo a eredità pesanti, quindi nucleare piuttosto che altre forme che ci lasciano un'eredità che non sappiamo come gestire, e proviamo però a essere consapevoli che tutto quello che creiamo e produciamo in qualche modo, visto che diciamo nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, dobbiamo essere in grado di recuperarlo, se possibile diciamo riciclare, come diceva il professore prima, e quindi utilizziamo tutte le forme che ci permettono di poter recuperare qualcosa e rimetterla in produzione. In questo l'economia circolare ci viene incontro, e su questo, nonostante siamo piccoli, diciamo l'Europa e l'Italia qualche diciamo lezione da questo punto di vista la può anche dare, forse è bene che spinga in questa direzione, e poi cerchiamo appunto di gestire al meglio quello che non possiamo diciamo disperdere in ambiente, perché abbiamo il paese, il mondo, il nostro paese in particolare, di questo parliamo, ha già dato. Ricordo le navi dei veleni, insomma, no? Famose, che venivano fatte affondare o affondavano misteriosamente nel nostro mare, lasciando scorie. Succedeva, ne hanno trovate della Calabria, della Sicilia Calabria, e della Puglia, diciamo, quindi lasciando rifiuti e scorie che non sapendo come gestire, tra cui anche rifiuti nucleari. Non sapevano come gestirle, come risparmiare. Quindi dobbiamo la mafia ci pensava a prendere le scorie. Deve essere una cosa che ci entra in testa, dobbiamo sapere era un business che li dobbiamo per gestire. La mafia, prendere le scorie, mettere dentro una nave e affondarla. Però se noi non impariamo a gestirli, guardi, ha ragione, però se noi non impariamo a gestirli, l'industriale che dava queste scorie pagava. La mafia non le metteva sottoterra, le portava in paesi africani oppure le affondava con le navi. Prego. Sì, no, dico, ha assolutamente ragione, però se noi non impariamo a gestirli continuerà a succedere, perché non abbiamo una produzione da energia nucleare, ma abbiamo una produzione di rifiuti radioattivi a media e bassa entità che vengono ad esempio dagli ospedali piuttosto che da centri di ricerca. Quel tipo di rifiuti non possiamo permetterci di lasciarlo disperso in giro per il paese, spostarlo da un luogo all'altro insicuro, non adeguato, o magari farli sparire attraverso modelli, come lei bene ha raccontato, illegali o addirittura criminali, e quindi la gestione di questo tipo di scorie di rifiuti deve essere un obiettivo che ci diamo, fatto nel massimo della sicurezza e, ripeto, come dicevo prima, del coinvolgimento delle popolazioni, che altrimenti reagiranno sempre in maniera negativa. Certo. Bene, non ci fermeremo qui, nelle prossime trasmissioni riprenderemo sempre la stessa cosa, perché c'erano molte cose da analizzare ancora e soprattutto farlo conoscere ai telespettatori, perché si rendano conto, quando è il momento di decidere, che anche loro hanno un peso quando votano e sanno e non si fanno prendere in giro dalla politica non solo italiana, francese, inglese, eccetera, che fanno gli affari loro. Certo. Grazie. Certo, grazie agli ospiti che sono stati con noi, grazie a Luigi Lazzaro in studio, e grazie al professor Vito Di Noto in collegamento. Certamente ritorneremo sull'argomento, lo faremo anche molto presto, per continuare a seguire una tematica estremamente importante. Adesso andiamo in pubblicità un attimo e poi arriveremo con l'ultima parte di questa puntata di TV7 Match, che sarà dedicata come sempre alla storia. Questa sera ripercorreremo le vicende di una figura che ha segnato il periodo della Seconda Guerra Mondiale in negativo, e parleremo di Ante Pavelic. A tra poco.